Dove hai sentito nominare di questa Club 3P? Tu eri un giovane contadino, eri un agricoltore? Io ero giovane coltivatore, però a 14 anni faceva parte anche del movimento anche politico della Democrazia Cristiana, che prima era EACLI, no? Era EACLI. E io facevo parte, anche ero il consigliere di questa associazione di EACLI. Quindi quinto allora? Quinto, però il movimento, Santa Cristina, però il movimento di EACLI a me non è che interessava tanto, era un politico sindacale, no? EACLI, se sta una roba genere. Però dopo partecipando così partecipava anche in sessione che era della Democrazia Cristiana, perché la Democrazia Cristiana... Dove vi trovavate qui a Quinto, a Santa Cristina? Dove vi trovavate? Come ACLI si bar, un bar che aveva una stanza, però come Democrazia Cristiana si trovava sulle sale della chiesa della parrocchia. La parrocchia di Santa Cristina? Santa Cristina. E là era un segretario del partito, e noi di giovani si partecipava, si inseriva là che veniva fatto, mi ricordo sempre che era uno diceva ricorda che un voto vale una montagna perché quello fa maggioranza e se ti perdi quel voto ti hai perso la maggioranza, ecco tanto e ti preparava già un certo senso a quello che era la politica, manca di amministrare, dopo il senso di amministrare ti diceva, si imparava tante cose, no? Che invece chi era il tuo segretario che dicevi? Chi era il tuo allora era Lazzaro Alfredo, che dopo era anche presidente della cooperativa qua a Santa Cristina, la cooperativa del consumo, che era soci anche mio papà, tutti quanti le vecchie famiglie qua, Poloschi, tutte le famiglie qua a Santa Cristina, e si era fatto questa cooperativa del consumo che era, ma poi aveva tutta qualche attrezzatura, un trattore, parare, terre e tutto quanto, che si era cercato di cominciare a fare una cooperativa, però dopo stava un po' rotta, una determinata termine. E allora nel frattempo mi cresceva e io sentivo parlare di questi club 3P e a 14 anni, 15 anni mi sono entrato a far parte del club 3P, socio del 3P. Ma c'era già quindi a Quinto? No, si partiva del 56 il 3P, 1956, in Italia. Del 56 e qua a Quinto sta fatto nel 56 si partì i soci del 3P che aveva 13 anni e mi sono entrato nel 57 l'anno dopo perché io avevo già piccolo, insomma. Ma dove era la sede a Quinto? A Quinto che avevamo, si feia anche là, se osterie, non era un centro che ti potesse dare il comune, una saia disponibile. Dopo sì mi ha dato più avanti, mi ha dato una saia disponibile e comune. Dove? A Quinto qua. Proprio in sede comunale. Era Club 3P di Quinto, non di Santa Cristina. No, Club 3P di Quinto proprio. Aveva un nome, club, nome tal di tal. No, Club 3P di Quinto. Il modo del 3P era provare, produrre e progredire, questo era il modo, il 3P era questo significato. Io ci credevo, no? Quando mi ho cominciato a fare nell'agricoltura io creduto, perché dopo, quando siamo continuati così, abbiamo cercato di emancipare anche il discorso produttivo nostro, poi abbiamo fatto le prove della soia, abbiamo fatto proprio che non c'era cos'era soia qua, no? Come 3P noi abbiamo cominciato ma già in quegli anni lì? Un terreno 56, dai 58, 60. 60, i primi anni 60. Sì, i primi anni 60 che cominciava a fare le robe. Però il movimento di 3P che avevo, a coltivatori diretti di Treviso, attendava un tecnico. E il nostro tecnico allora era Nervolino, che era consigliere regionale dei coltivatori diretti, era consigliere regionale a Venezia del 70, dopo che no? Prima era il nostro tecnico. E che lui anche te portava avanti quelli che erano i problemi dell'agricoltura, quelli che erano tutte le difficoltà e quelli che erano i pregi e i difetti del sistema di organizzazione. No? Ascolta una roba, tu eri andato a scuola, oltre alle elementari, hai fatto qualche scuola? Io ho fatto elementari e dopo ho cercato di fare i medie serali, no? Io ho fatto un anno e dopo non sono più andato avanti perché... Quindi tu sei autodidatta praticamente, hai fatto tutto? Sì, avevo così, esperienze, come si dice, dirette di persona e non di studio, perché se sullo studio si sta più avanti forse. Allora il 3P era una scuola agricola che ti insegnava delle basi fondamentali di quello che era la produttività, quelli erano i prodotti tipici della zona, quello che era un discorso di inserirsi dentro, di scegliere anche il mercato, conoscenza del mercato, dopo era anche tecnica, anche a parte dei trattamenti fatti fitosanitari, perché a un certo punto abbiamo fatto anche i corsi dei fitosanitari, dopo il 3P organizzavano questi corsi dove si preparava per saper trattare perché era, non so, una volta che era il DDT che era nocivo, era dire no, questo perché i prodotti sennò poi avere i tempi di carenza, tutte queste cose qua, no? C'era anche una scuola proprio pratica. No, era veramente la mia, mi davo quello che mi ha tradito sta a politica e i nostri governanti che non hanno più fiducia. Perché noi avevamo un credo nel discorso dei produttori, imprenditori agricoli.
perché una volta abbiamo partecipato come 3P con una cassa da morto a Trieste, una manifestazione contro il governo perché mi sotterrà. Questo in che anno era più o meno? Sono a Trieste, era stato nel 74-75 con una barra che abbiamo protestato. E dopo quei 3P qua, come si dico prima, si è partiti, abbiamo venuto su dei campi a terra, abbiamo venuto su una vigna da Ponzano, 5 ettari. In cooperativa, diciamo? Sempre in gruppo così, non avevamo formato una cooperativa, eravamo solo il club 3P, però avevamo fatto anche un movimento interno così per tentare per fare una cooperativa, per vedere se era necessario anche lavorando insieme. E abbiamo tolto questi 10 campi, 5 ettari di vigneto, che abbiamo iscritti a Candina di Villorba, e poi abbiamo acquistato anche dei botti per portare fuori i trattamenti. I trattamenti, dopo che avevamo anche acquistato dei tagliaunghie per le bestie, si faceva in comune, avevamo fatto diversi dei trinciacane, trinciastocchi, tutti insieme, no? Si cambiava così. E dopo addirittura siamo arrivati anche a fare un discorso di quello che può fare è quello di mai. Il mais è fatto che strucca il mais, che i fiocchi. I fiocchi. E abbiamo tentato quello, abbiamo partecipato in gruppo, sono amico organizzato, che adesso entriamo in presidente del 3P, siamo partiti e siamo andati a vedere un allevamento dei maiali dove faceva questi fiocchi di mais. E abbiamo visto che erano tutti insieme con Nervo e abbiamo cercato di chiedere anche un contributo alla Regione Veneto per fare questa macchina, per fare questo mais, no? E addirittura abbiamo anche che a volte abbiamo parlato di mettere su una casa di un socio che era uniero, lui accettava perché aveva macchine e andava fuori a tarsi, però dopo in ultima quando ero deciso di fare che più vacche, più bestie sta, ne si è ritirato. Cioè, perché, scusa, noi avevamo dietro 2 vacche, e eravamo piccoli, ma chi ha 40-50 vacche, ma dopo non ci interessa, così è. E dopo cosa è successo? Che invece essa all'avanguardia, visto che era necessario questi fiocchi, lui ha fatto qualche cosa che era un commerciante, e lui ha fatto, lei compagni, spero che si può avere avanti il prodotto e farsi avanti, insomma. No. Io capivo un pochino. Dopo i fiori che veniva, era mica aveva una libertà libera di poter fare il discorso, no? E invece che altri che erano soggetti ai genitori che erano ancora radicali duri e quindi non era sa fare a sviluppare. Tuo papà era aperto, diciamo? Avevo un papà qualsiasi roba che mi chiedevo di fare, soprattutto quelle sere, c'era tornailo, roba che lui era sempre che mica aveva fatto per una sera il pomodoro, perché aveva visto che la Solana, fanno pomodori, ci pagava soldi, era mi qua, mi ho preso una sera di pomodoro, sempre negli anni 64, 65, 66. Quindi come Club 3P, ricapitolando, facevate sia delle sperimentazioni, diciamo, produttive in campo, riunioni serali, ogni 20 giorni ci trovavamo e ognuno portava il suo esempio, le sue esperienze e dopo le difficoltà che era e si discuteva, si andava avanti. Veniva sempre un tecnico, sempre, dopo arrivavano anche altri tecnici, se avevamo bisogno di un tecnico della viticoltura o della zootecnia, un tecnico così, tipo veterinario, e facevamo questi incontri serali. Mi pare che mi abbia detto tantissime robe. Ho visto che voi a parlare in italiano, che te hai una personalità e mi ha toccato parlare in dialetto anche. Vabbè, dai, va bene questa lingua. No, sono d'accordo, ma siccome dopo specie del Club 3P, così, ho visto così pochissime notizie in Italia, anche su internet, fatica a trovare notizie sul Club 3P. Eppure hanno avuto questa funzione importantissima. Perché dopo siamo avanti i 4H americani, qui che avevo più spazio. I 4H americani era lo stesso movimento, lo stesso simbolo di 3P, no? Ah sì? Sì, c'erano 4H americani che aveva il simbolo suo. Perché mi ricordo che una volta a Bergamo un convegno europeo di tutti i club 3P, 4H, tutte queste qua, no? Tutti i movimenti di tutta l'Europa, no? Siamo stati 4 giorni, 5 giorni, fammi una lezione a Moro, non era Moro, e non ti fai una lezione, Aldo Moro, fammi una lezione proprio sulla sede lì, e mi ricordo che anni siccome era un imprenditore anche un po' così, mi è abbastanza così, mi ricordo che ho conosciuto anche una irlandese dell'Irlanda del Nord, così, madonna, dopo innamorata, morta, poi a sposarsi, e tu dici, sì, scambi commerciali, scambi di idee, di sistema, così era bello. Era una partita bene come movimento del Club 3P, insomma era da credere, e là di fatti, quando tu ci hai creduto? Sì, mi ho creduto, e quando sono entrato, aveva 24 anni, sono entrato a far parte, era presidente provinciale di Club 3P.
sono passati. Prima era Garbuglio dal 56 fino dalla nascita, diciamo. Dalla nascita, e dopo sono entrato come presidente di Lino Rossi e ho fatto una quindicina di anni presidente di club 3P provinciale. Eravamo arrivati 64 club in provincia di Treviso. Su 80 comuni, e si può dire ogni comune. Esatto, e avevamo 52 maschili e 12 femminili, perché erano i club femminili dove faceva i lavori fatti in casa all'uncinetto, dove faceva di mangiare per fare bene da mangiare, che roba, perché ormai tu si sposarsi, i ragazzi si sposava e doveva fare la famiglia, doveva anche saper farlo. Bisogna arrivare al presidente del provinciale dei 3P dai Tose, miei miei, venuto fusti, era di innamorare, no? Era, ti pensa, solo una visita all'anno, fino a 64 visite sull'anno. E i miei voi a vita, erano in vera e facevano i lavori, e poi facevano la senetta, i parecchiai manicaretti, docenti, così erano andati a massaggiare, brave, avanti. E il discorso, viva! Quindi era un movimento che era veramente interessante, esatto. Allora era direttore dei Coldiretti, era scardellato, e con scardellato era duro come direttore, perché era veramente un personaggio duro, però dava soddisfazione. Quando vedeva che la gente si impegnava, lui dava soddisfazione. Scardellato come si chiamava? Amedeo. Lui era direttore del Partito di Treviso. E il presidente era Primo Schiavone, l'onorevole Primo Schiavone di Roncale. Ma era contadino davvero, come è scritto nella sua biografia? Sì, Schiavone sì. Sì, azienda agricola. In cosa era specializzato? In cosa faceva questa azienda agricola? Era una grossa azienda? Sì, aveva stalla, aveva roncai, aveva un po' di vigneti e roba così, feia mais, roba, non orticoltura, feia mais e zootecnia. No, perché ho visto nelle note del Parlamento agricoltore. Sì. Pensavo fosse un modo di dire, invece era proprio. No, posso testimoniarlo. E sono stata sua, insomma, tante volte. E invece Lino Nervo, che mi dicevi, era dottore in agraria o perito? Era perito, non era dottore. Era perito e veniva da Loria, da Messica. C'era uno che anni ha uno, insomma, era all'altezza come per rappresentare l'agricoltura in Regione Veneto. Difatti un aneddoto così che mi ricordo sempre che una volta che ho a Nervo, tu sei in regione, però ricorda che a Collina c'è Dio spopolare. E ora, davanti qua a pianura avevo bisogno di fare queste robe qua, lui mi si è interessato per fare questa macchina di fiucatrice per acquistarla, no? Però a Collina, guarda che sta, perché mi quando andava con i club 3P, dell'Asolano, del Grappa, Rispanda Grappa, fin su a Cobertaldo, ci sono davanti qua non abbiamo possibilità, quei cuine così, che avessimo bisogno di un aiuto, di un sostegno, no? E mi avevo chiesto una volta che tornare, fare una domanda in regione, una proposta, dove chi che ha, non so, 5 vacche in stalla, le dare 500.000 franchi all'anno ogni bestia. E allora, invece questi qua andano fuori all'estero, andano fuori all'estero, e resta in cuina, in menetta a cuina, e si sa che costa da vivere, no? Ma se tu non dai niente, allora non puoi stare per vivere sul ristretto, no? Che abbiamo visto che adesso cosa costa mantenere le cuine in montagna? Costa più di 500 euro. E allora quei vacchi faceva latte, faceva formaggi, producevano. E questo per quello mi vedo su che una volta qua a casa morto siamo andati contro lo Stato, contro il governo, che neanche capire i problemi dell'agricoltura. Che pure era un governo della democrazia cristiana, fondamentalmente. Ma che abbandonare, io che aveva di interessi sopra, no? Avevo visto il quote latte dopo, cosa hai fatto? Io mi ho messo il quote latte, in Italia che facevamo 120 milioni di vindai, ne ha messo 90 milioni. A Germania e all'Olanda ne ha messo di più, e davanti qua cosa hai fatto? E che interessa a chi? L'industria e a sacrificare l'agricoltura. Ma voglio dire, anche da questo punto di vista anche sociale, ha avuto un'azione importante il club 3P? Nel sociale che ha fatto istruzione tecnica per fare imprenditori veramente imprenditori agricoli. No, quando che uno usciva dal club 3P dopo 8-10 anni di partecipazione, incontri saranno scambi di opinioni tra idee per sviluppare e per fare meglio, ognuno che era in gare, chi faceva meglio il prodotto, chi per dare, e era un discorso di concorrenza proprio. Ma facevate gare in che senso? No, gare che uno produceva e che veniva via dal campo se il prodotto meglio del mio. Trattamenti e se discuteva tutte queste prove qua, era provare a produrre progredire, questo discorso che era messo in pratica, insomma, questo discorso è nato in pratica, sì, ma veramente, ma soprattutto stante vadremo tutto quanto, se io fare cooperative, io fare tutte le robe, io ci credevo, sono stato tradito la poesia. Ma no, perché sto pensando prima ancora della politica, anche da un punto di vista così più generico, che mi ricordo che c'è una fatica anche
Cioè, se dovevano trovare una ragazza, un operaio, un contadino, la ragazza trovava prima che andava. Mi non ho mai avuto paura di questa ragazza, perché mi ti anni mi chiamai a liter tonici che mi stai bene, non stai bene, mi ero orgoglioso del mio lavoro, mi non ho mai avuto problemi di trovare. Non è che uno diceva non sposo il contadino. No, mi ne anzi mi coreadino non aveva problemi. La calato nessuno, anzi il mio orgoglio è talmente è sicuro del fatto tuo? Sì, però è un dato di fatto che tanti la stava che magari mi erano anche più solare, più aperto, più di là, e dopo che con lavoro orticolo, no? Poi qua dopo cominciare a fare radice, peperoni, piselli. Ma tanti hanno abbandonato, perché abbandonavano la campagna negli anni 50-60? Beh, gli anni 50-60 è successo che qui che andavano a studiare, qui non faceva agricoltura. E se diciamo onestamente restava un po' più freddetti, così, non dico qui in Drieto, ma tanta gente era qui che stava a casa, quindi aveva un spirito interno suo di andare fuori a lavorare sotto padrone, se passa qualche attività, no? È l'agricoltura che ha soffrito, però chi... E tu dici che i migliori sono andati fuori. Ma una gran parte, anche dei bravi, se stai in azienda che ha fatto là, che dopo mi ricordo quel piano verde numero 1, mi ricordo che è scardeato e che ha sistemato tante aziende dando che coraggio a questi giovani di acquistare i terreni, che anni è l'unico toccasana è stato proprio quello che era trentennale, piano verde con l'1%, che dopo 20 anni e con una cesta di nose te pagai a rata, insomma, padrino. E quella è stata l'unica roba fatta bene. Chi è creduto se fa di aziende fatte bene. Quando te parte noi eri 3P. Parte diciamo di quelli che le lasciavano i campi erano più intraprendenza qui che sai i campi. I campi, sì. E sì, perché io piccolaio, restava fuori, se quello che era più fredetto, così, stava a casa insieme con suo papà e sua mamma, però dopo non gagna più tanto sviluppare l'azienda, perché stai fermi e dopo infatti le aziende sono morte per quello, perché stai più sostenute. Ecco, va bene. Sempre all'interno della Democrazia Cristiana c'era quell'altra organizzazione qui nella Castellana, mi dicevi. Sì, era Cecoma, Cecca si chiamava, dove era Sartò, all'inizio Sartò che aveva scuola agraria là. Anche loro aveva un movimento di istruzione tecnico-culturale e anche loro si partì, le famiglie che anche oggi ancora, quelli che stai bravi, anche loro che ha fatto un apprendistato di istruzione che si è fatto le aziende fatte bene, però loro era più portati a fare tante cooperative, purtroppo dopo gli anni 60, dai 60 e 70 è stato creato perché non aveva che tecnologia e sistema per poter sopravvivere, cioè l'organizzazione sindacale coltivatori diretti era più grossa, era un'organizzazione grossa, e poteva soccombere tutto quanto, però come ideologia è tutto uguale, distruzione per i giovani. Altri che erano più spinti a fare, dopo di riunire e fare cooperazione insieme. Anche facevano scambi con la scuola e i istituti professionali. Sì, era una roba positiva. Sì, era positiva, però. Le scuole a Zerman, a Zero Sì, lo so, però tutte le scuole che dopo si sparire tutte. Dopo anni. Sì, a Zero Branco non c'è più adesso le scuole, no? Non c'è più le scuole agrarie, così insomma, e dopo facendo parte come presidente dei 3P. Sono entrato nel 70, sono assessore comunale qua a Quinto, ho fatto 5 anni assessore. Dopo che ho fatto era del 75 e che era a coltivatore diretti che doveva mandare uno a Roma. Erano i nomi che correvano Rossi e Zambon, Bruno Zambon. Bruno Zambon veniva dal movimento giovanile, mi veniva di 3P. E io ho scelto Zambon. Era lui da Roma nel 75 e mi sono in provincia, ho fatto 5 anni in provincia. Con Bernini era Cordare gli anni, no? Lui seguiva la carriera politica, nell'80 ho visto che non trovava sfogo in politica, perché quello che si diceva di farci, tutte poesie, promesse e basta, e non ho più partecipato, ho fatto 10 anni in politica, gratis d'amore lei, senza già fare 5 lire, ho fatto 5 anni solo a Quinto, 5 anni in provincia, non ho mai già fatto 5 lire. E invece adesso già può usare quei soldi, no? E allora dico, non va a ordinare nessuno di torna a fare politica, come adesso che io vivo politica in eterno. Uno ha fatto 5 anni, 10 anni, basta staccare, finire, sei incapace di staccare, invece purtroppo. Ma scusa una roba, ma come mai è stata questa scelta? Ma uno dice della RAI per ore, poi il sistema, ma ti della RAI per bene del popolo, poi cavolo ti fermi a strada, e si mi fai so. E dico forte? I famosi clan, mafia seriale, ma i clan che comanda e se di sicuro io buono soldi da fuori. Venivano dei giovani della Democrazia Cristiana o agricoltori, sto Zambon? Cioè che differenza c'era?
Era il movimento giovanile, sempre uguale. Anche io provare a produrre, il nostro era in modo proprio di toccare a fondo. Invece qui era un tipo politico sindacale, il movimento giovanile preparava. Il movimento giovanile della Coldiretti. All'interno della Coldiretti c'erano due, diciamo. Sì, io ho fatto corsi a Roma di 15 giorni, su a Oronzo contro Fratello stesso, e ho fatto i corsi di preparazione per dirigenti provinciali. Del club 3P. Il club 3P si fa anche a scuola, si fa anche a preparazione tecnico-culturale, ma si fa anche procedura civile, insomma, di preparazione. Io dopo ho fatto i corsi a Roma, stesso ho fatto dei 15 giorni ai suore spagnole, proprio vicino a Castel Gandolfo. E invece Tortambon era del movimento giovanile. Il movimento giovanile, ha continuato a dire, da Monti a Roma, poi ho votato la camicia, ma insomma avevo votato, ha fatto 4 anni di mandato, dopo 4 legislature ha fatto il lavoro a Roma. Ma era contadino anche lui? Sì, c'è l'azienda agricola, su a Corfosco. Sì, tutta vite e vacche. No, mi sono stati a Torvigna per fare la mostra della Dice, nel 1970, soprattutto con la mostra della Dice a Santa Cristina. I prodotti orticoli invernali, no? Soprattutto perché? Perché fa dare uno sviluppo al sistema, fai capire che la gente nella nostra zona fa latte e carne non era più da Giappasoli. Invece fanno radice, fanno culture, era specializzata sparago, e questo era che mi resta un messaggio che ho lanciato. E se faremo a Santa Cristina qua, che è il paese che ha più campi di radici di tutto il territorio. Oggi. Un'area anche vocata questa. Vuol dire che, esatto, perché avevamo l'acqua, che avevamo tutto, i terreni, tutto, era gente che ha capito, e il messaggio che mi ho fatto a mostra della radice, era per fare la mostra della radice che ho fatto, i prodotti orticoli invernali, per dare un messaggio a tutti qui di 3P, a tutti i giovani, che chi come sta in agricoltura fanno orticoltura, fanno radice, e poi avere un realizzo del reddito P che non fa vacche, che è la nostra zona qua. Un messaggio che è stato recepito, come si dice. Sì, è stato, di fatto, il mio orgoglio era quello, che mi ho dato un messaggio e sta recepito veramente con il messaggio che ho fatto qui, perché è stato proprio importante. Quindi adesso, anche arrivato a questa età, diciamo, che si può fare dei consuntivi a 70 anni, puoi essere orgoglioso del tuo lavoro. Sì, perché c'è basta fare in giro qua, che tutti gli aeroporti, perché si dice poi adeguare gli aerei, perché 10, 15, 20 cambi di in azienda, è poco ragazzi. E ha creduto insomma, no? E non è più stai qua più che ha fatto tutti i caparoni, tutti quanti con l'acqua, potabile, altro che manca però qualcosa, il messaggio che ho dato non ho ricepito bene. È una critica che faccio però che c'è un po' di invidia, di orgoglio, di non so cosa tra i produttori, perché ognuno è un santo produttore, ognuno sa. E invece nel sapere bisogna sapere organizzarsi e difendere. E avere il prodotto per portare per mano, essere anche determinati, non far produrre e dopo dare mai prodotto agli altri, che altri faranno mai i nostri interessi. Qualsiasi commerciante, qualsiasi cooperativa, tu prima fai i suoi interessi e dopo fai i tuoi. E questa è proprio una piaga che mi duole proprio di vedere, perché noi che avremo l'oro in mano qua. Noi mi ho sempre detto, 6 anni che predico, avremo l'oro, radice rosso Treviso sarebbe l'oro, basta sapere a proteggerlo. E invece purtroppo mi credevo che dopo a me era dei miei anni giovani, adesso qui viene su di 30-40 anni, chi ne è produttore che sia, chi capisce? Perde 90 in un primo senso, dice più egoisti e poi soprattutto e niente da commerciare, dice ma tu di che altro.